Cosa significa aprire il McDonald's in un territorio come questo? Tu sapete che c'è una grossa crisi a livello economico e anche a livello sociale. Questa è la prima domanda. Quanto sta investendo McDonald's in questo territorio? Questa è la prima. Ma allora, noi abbiamo comunicato alla fine del 2012 un grande progetto che era quello di aprire 100 ristoranti nei successivi 3 anni. Quindi adesso stiamo terminando il 2015 portando a compimento questo impegno che avevamo preso. Quindi siamo lieti che in questa occasione è stato possibile andare a fare delle aperture anche in territori in cui non eravamo presenti come Nuoro. In realtà in Sardegna siamo già presenti con una serie di ristoranti, abbiamo aperti negli ultimi anni un paio a Cagliari e Sestu, un altro a Cagliari di recente, e quindi ecco, Nuoro ci mancava e quindi finalmente siamo arrivati qua. Quando arriviamo è una buona opportunità anche dal punto di vista delle occasioni di lavoro, perché il ristorante che apriremo entro la fine dell'anno occuperà 40 persone. Sono state un po' polemiche riguardo all'apertura, proprio del diritto, proprio per eccellenza, che difende la cultura enogastronomica sarda. Lei merita questo, cosa risponde in merito? Ma allora, devo dire che quando andiamo in un nuovo mercato comunque considerazioni del genere possono essere fatte, però per esperienza possiamo dire che la nostra offerta è un'offerta che di solito completa, diciamo, il panorama di offerte gastronomiche per la clientela. Noi portiamo l'hamburger, le patatine, quindi non pensiamo di essere in competizione diretta rispetto alla cucina tradizionale né sarda né di altri paesi in cui noi andiamo, diciamo, ad entrare nel mercato. Ma da questo punto di vista si tratta più di un completamento piuttosto che di una concorrenza. Allora, qualcuno si è lamentato attraverso internet che non avete risposto a tutti i candidati, cioè ad alcuni anche che hanno inoltrato il curriculum è arrivato anche l'esito negativo del primo colloquio, ad altri non è arrivato. In merito a questo cosa rispondete? Ma allora noi abbiamo ricevuto una grande mole di candidature, perché abbiamo ricevuto 2000 candidature per le 40 assunzioni che faremo oggi, quindi ovviamente abbiamo portato avanti una serie di prove di selezione, probabilmente non siamo ancora riusciti a rispondere a tutti i candidati, è un punto giusto perché noi abbiamo assolutamente l'obiettivo di dare una risposta a tutti, sia che sia positiva sia che sia negativa, quindi quelli che ancora non abbiamo raggiunto sicuramente li contatteremo nei prossimi giorni per dargli una risposta. Chi è il vostro candidato ideale? Ma allora, noi non cerchiamo particolari esperienze pregresse o particolari titoli di studio, quello che cerchiamo è più che altro motivazione per questo tipo di lavoro e una serie di capacità che sono quelle che abbiamo cercato di individuare anche con i test che i ragazzi prima di essere convocati qui hanno fatto online, che sono le capacità relazionali, cioè il fatto di gestire bene il rapporto sia con i clienti che con i colleghi, perché per noi è un lavoro di squadra all'interno del ristorante, e poi anche la capacità di applicare bene le procedure, perché noi siamo un'azienda molto strutturata e quindi ci vuole molta attenzione. C'è un'integralità, avete no, noi prendiamo in considerazione, no. Ecco, in merito però ho visto comunque il McDonald's ha aperto anche alla prima gestione, in cui farete qualche specialità, potrete qualche specialità sarda nei vostri punti? Ma vediamo, le opportunità ci sono, vediamo bene quali potranno essere per il futuro. Ovviamente noi quando apriamo alla tradizione apriamo in campo nazionale, quindi si tratterebbe di fare non solo dei primi per la Sardegna ma per tutta Italia con specialità sarde, però da sardo mi auguro che sia assolutamente.